2017 al 2018, un nuovo anno di sfide e cambiamenti. Alle 21:15 di domani il presidente Luca Zaia pronuncerà il suo discorso al popolo veneto. Appuntamento a reti identificate sulle emittenti del gruppo Media Nord-Est, Antenna 3, Rete Veneta e Tele Nord-Est. 33enne senegalese in manette a Marghera dopo aver ferito a coltellate la moglie veneziana. Nelle stesse ore a Castello è arrestato un 40enne albanese per gelosia, aveva rotto la mandibola alla convivente. Oltre 100.000 persone attese in piazza San Marco per dare il benvenuto al 2018, ma tra la popolazione più anziana prevale la solitudine e lo sconforto, in molti non festeggeranno. Il mio partito è quello di tutte le persone oneste che lavorano. Alle politiche non farò campagna né per la destra né per la sinistra, lo promette il sindaco di Venezia Brugnaro. Stangata sulle bollette in arrivo nel 2018, più 5% per luce e gas, pedaggi più cari sulle autostrade, i cittadini esasperati invocano la rivoluzione, salvo poi rassegnarsi come sempre ad aprire il portafoglio. Rabbia e preoccupazione a Campalto all'indomani del cedimento di un ampio tratto di asfalto in via Gobbi, il PD sferza Comune e ANAS si è fatta piena luce. Lo spirito religioso del Natale calpestato dal rito pagano della messa alcolica in piazza Ferretto, l'amarezza di Don Gianni, parroco del Duomo per le intemperanze dei giovani sui gradini della chiesa. Questi i titoli dell'edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. In primo piano la cronaca con due vicende di violenza domestica, vittime 2 donne, arrestati i rispettivi compagni. Si tratta di un cittadino senegalese e un cittadino albanese. Le mura domestiche, luogo in cui rifugiarsi, dove dovrebbero regnare l'amore e l'armonia. Ancora una volta, però, testimoni di violenze di uomini nei confronti delle proprie compagne. 2 storie di angherie, maltrattamenti fisici e verbali. La prima, quella di una giovane donna legata dall'inizio dell'anno ad un 40enne albanese, con il quale conviveva in una casa in centro storico. Sin dall'inizio la loro relazione è stata caratterizzata dalla violenza, dagli insulti, dalle botte. Alla base la cieca gelosia di lui nei confronti della fidanzata. Lo scorso maggio era stato proprio il fatto che la ragazza si fosse intrattenuta a parlare con alcuni uomini a scatenare la rabbia dell'albanese, che dopo averla insultata l'aveva picchiata. Le lesioni provocate avevano richiesto un intervento chirurgico e una prognosi di 40 giorni. 3 mesi dopo, in un altro scatto di gelosia, il 40enne aveva colpito la donna alla mandibola, fratturandogliela. In quell'occasione la giovane fu costretta a rimanere per 5 giorni ricoverata in ospedale. Stanca di subire tutto questo, la giovane ha trovato il coraggio di denunciare il compagno, nei confronti del quale ieri gli agenti del commissariato San Marco hanno dato esecuzione alla misura di custodia cautelare in carcere disposta dalla Procura di Venezia. Un'altra storia, altri protagonisti, ma con uno stesso copione. Stavolta la vittima è una 40enne veneziana, da 9 anni sposata con un 33enne di origini senegalesi. La donna nel 2012 aveva presentato una prima denuncia per le aggressioni fisiche subite dal consorte, denuncia poi ritirata dalla stessa 40enne che si era riappacificata con il compagno. Ma quegli episodi, seppur non in maniera continuativa, si erano ripetuti nel corso degli anni, al punto che al culmine di una lite l'operaio aveva impugnato un coltello da cucina con il quale aveva ferito la donna alla mano. La goccia che ha fatto traboccare il vaso e che ha spinto la veneziana a sporgere una seconda denuncia, lamentando non solo le angherie subite, ma anche il fatto che l'operaio non contribuisse alla vita familiare né economicamente né aiutando la moglie nella gestione della casa e del figlio. A quel punto sono partite le indagini dei carabinieri che, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Venezia Marta Paccagnella, hanno arrestato il senegalese. Un anno fa una folla oceanica aveva salutato il 2016 a San Marco, si farà lo stesso per salutare il 2017. 5, 4, 3, 2, 1. Poco più di 24 ore al Brindisi che darà il benvenuto al 2018. Allo scoccare della mezzanotte sono oltre 100.000 le persone attese in laguna per assistere allo spettacolo pirotecnico in bacino San Marco. Circa 10.000 spettatori è invece la previsione per lo spettacolo musicale organizzato dal comune in piazza Ferretto. Il tutto sotto la sorveglianza di un dispositivo di sicurezza senza precedenti che vedrà solo nel centro storico la presenza di oltre 200 uomini appartenenti alle diverse forze dell'ordine. Ma se in tanti festeggeranno tra la folla, molti di più sono quelli che la notte di San Silvestro rimarranno a casa, soprattutto tra la popolazione più anziana, chi è circondato dai propri affetti e chi malinconicamente solo. Come passerete questo Capodanno? Ah, guardi, io non lo racconto perché diventate tutti invidiosi. Io sotto le coperte.
benissimo col televisore che mi aiuta a prendere sonno, perché così non ci penso più. Ormai ho 80 anni, cosa vuole? Grazie di così. Gli altri anni passavo con i miei figli. Quest'anno sono andate via, allora è meglio perché vado a letto, sto meglio così. Una serata ideale? Perfetta per noi, ci rilassiamo, i figli vanno per conto loro e noi ci riposiamo. Come passerà questo Capodanno? A casa, Con chi? con la moglie, i figli e i nipoti. In famiglia? Sì, in famiglia, certo. Da sola, Come mai? perché sono sola. Mio figlio è all'estero, la mia famiglia è in Sicilia. Io che se uno si torna stamattina dal Congo e ha la sua famiglia e ora non è un altro andare a fare. Io ho i nipoti, so bisnonna e ora i nonni va in letto. Vado a ballare, bene, spero bene. Ha anche un cavaliere? No, ho un'amica solo, Lo cerchiamo nella serata allora? non cerco nessuno, guardi sto bene così, tanti cavalieri non ci sono più. E a salutare la fine dell'anno, celebrando l'inizio del nuovo, sarà anche il governatore del Veneto Luca Zaia, e lo farà proprio dai nostri schermi con un discorso speciale al popolo veneto. Appuntamento quindi domani alle 21:15 a reti unificate sulle emittenti del gruppo Media Nord-Est, Antenna 3, Rete Veneta e Telenord-Est. Un anno di sfide e cambiamenti. Nel 2017 i veneti hanno vissuto la rivoluzione della sanità e lo sblocco definitivo dei finanziamenti per l'avvio della pedemontana, ma il 2018 sarà l'anno dell'autonomia. Il primo atto è stato la valanga di sì al referendum del 22 ottobre, ora la macchina è partita e l'obiettivo è alla portata. A dirlo il presidente della regione Luca Zaia, che nella serata del 31 dicembre pronuncerà il suo discorso al popolo veneto. Temi, sfide, obiettivi di un anno chiamato a dare una svolta. L'appuntamento è per le 21:15 a reti unificate sulle emittenti del gruppo Media Nord-Est, Antenna 3, Rete Veneta, Telenord-Est. E anche il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, rivolge alla cittadinanza i suoi auguri per un sereno 2018, anno che porterà all'Italia un nuovo governo. Non farò campagna né per la destra né per la sinistra, promette il primo cittadino. Il mio partito, dice, è quello di tutte le persone oneste che lavorano. L'augurio che faccio a tutti è di avere coraggio, di darmi una mano, di darci una mano tutti quanti, perché vinca il cittadino, vinca un'idea di Venezia diversa, quella che forse era una volta, la prima repubblica libera che c'era in Europa, e forse l'Europa potrebbe ripartire da qua, da questa idea collettiva e civica, insomma, che in qualche modo tentiamo di rappresentare. Il tema del civismo è al centro degli auguri di Luigi Brugnaro per il 2018, anno che a livello nazionale sarà segnato dalle elezioni politiche, rispetto alle quali il sindaco di Venezia si dimostra piuttosto pessimista. Il problema dei prossimi anni sarà come contenere il debito pubblico attraverso tagli mirati alla spesa, sostiene, un tema che non sembra trovare posto nell'agenda di alcuna forza politica. In parte i partiti hanno già cominciato a dire quali sono su questo tema i nodi, no? Hanno detto soldi per tutti, cioè tutti, uno ha la paghetta per i giovani, quell'altro ha la cosa per gli anziani, un altro per tutti, cioè soldi a tutti, ma dopo tu come trovi le risorse? Ti dicono ci sarà lo sviluppo economico, ti dicono lotta all'evasione, questa è da quando sono piccolo che la sento, cioè io credo da cittadino sinceramente sono preoccupato. Poi ci sono quelli che dicono scusate il tema, lo dicono loro, vaffanculo, e neanche questa secondo me è la soluzione peggiore. Non farò campagna politica attiva, annuncia il sindaco, anche se auspica un buon risultato per il centrodestra. Sono però convinto che queste elezioni saranno un passaggio a vuoto. Dalle urne non uscirà probabilmente una maggioranza di governo o uscirà una maggioranza al ribasso. Resta comunque un grosso problema di credibilità della politica basata sui partiti. Se vai a vedere le piattaforme che hanno i vari partiti sono libro dei sogni. Allora noi invece credo dovremmo dimostrare, perché ormai le parole stanno a zero, dobbiamo dimostrare se siamo capaci, e per fare questo devi efficientare la macchina, prendere decisioni, qualche volta le decisioni non sono le più indolori, perché c'è sempre qualcuno che ha dei vantaggi, che ha dei privilegi, non lo dice che sono sempre diritti, però privilegi e diritto spesso si fa confusione. E intanto è certo che il 2018 porterà una stangata per le famiglie italiane con un aumento delle tariffe di luce e gas e dei pedaggi autostradali.
Una batosta per le famiglie italiane proprio all'inizio del nuovo anno, quando dovrebbe regnare la positività per i 12 mesi che stanno iniziando. Ottimismo smorzato però dagli aumenti delle tariffe di luce, gas e autostrade. Si stima che ogni nucleo familiare nel 2018 dovrà fare i conti con un aggravio di 590 euro. Nel dettaglio, per l'energia elettrica ci sarà un aumento del 5,3%, per il gas del 5%. Una famiglia tipo per la luce sborserà 535 euro, 1044 quelli che invece dovrà tirar fuori dal portafoglio per le bollette del gas. Attenzione dunque ai consumi, ma anche per chi viaggerà non mancheranno le amare sorprese. Annunciati aumenti anche per le tariffe autostradali che variano a seconda delle tratte. Per la Venezia-Belluno l'incremento è stato calcolato in 1,51%, pari a circa 20 centesimi. Uguale l'incremento per la Brescia-Padova, calcolato in un più 2,08%. 30 centesimi invece dovrebbe essere l'aumento per la tratta Venezia-Mestre-Trieste, pari all'1,88%, questo per far fronte agli investimenti messi in campo per la realizzazione della terza corsia. Manco a dirlo, non l'hanno presa bene i cittadini, stufi di questi aumenti che dicono ingiustificati e che si presentano puntualmente all'inizio di ogni nuovo anno. E così, prima di rassegnarsi e pagare, è il momento per gli immancabili appelli all'insurrezione popolare. Dal 1 gennaio ho il piacere di annunciarle che pagherà il 5% di più di luce, il 5% di più di gas, eccetera, eccetera. So, io che ho detto al partito di visione, ma si disgraziai che aveva un governo disgraziato proprio. E mi posso dirlo anche che si sono della sua parte, che non si ha a chiappare sempre i cosi pensionati. Chi che cava via i schei ai cosi, ai ministri che si ha approfittato abbastanza adesso. Guarda, neanche non mi parli perché mi sono venute le fumane vedendo così, che si vergognano. L'aumento, se succede che faccia degli attentati ai gasometri in Libia, qualcosa è dovuto sicuramente anche a questo fatto. Ci sono 40 centesimi di benzina e 1,20 euro di tasse. Hanno approfittato per far salire un po', però i conti io non li so fare francamente. Non mi faccio cambiare, non me ne accorgo neanche quanto che fa. Diciamo che viene, dai, non mi dà resa, dai, no, guarda. Ogni contratto che devo cambiare sta sempre una abusata con tutti, guarda. Sono quelli che pago le pene. La farmacia sarebbe peggio, cosa devo dire? Siamo rassegnati ormai. Purtroppo è così. Si può fare qualcosa? Protestare? Per pagare quello che è giusto? Sarebbe, ma... cosa facciamo? Dobbiamo buttare una bomba in Montecitorio? Non so dove vanno a finire le Brigate Rosse. L'ho fatto 40 anni fa e adesso sono ancora vivo per fare qualcosa di serio, perché qua non merita proprio niente sta classe dirigente. Bisogna che cambia sto governo, bisogna che cambia chi pensa anche ai poveretti, anche a quelli che non ha casa e quelli che non ha schei che può mangiare, perché mi segò, anche nel mio piccolo, segò che d'acqua chi che non ha. Su quanto accaduto in via Gobbi a Campalto, Comune e ANAS facciano piena luce. L'invito dei consiglieri di municipalità del Partito Democratico che hanno chiesto una commissione sulla voragine apertasi ieri mattina. Rabbia e preoccupazione a Campalto all'indomani del cedimento di un ampio tratto d'asfalto in via Gobbi, in prossimità del cantiere dell'ANAS per il nuovo bypass. A causare il disastro, oltre alle moderate piogge dei giorni scorsi, sembra abbia contribuito il malfunzionamento di una pompa di drenaggio bloccatasi per la rottura di un fusibile. L'arteria resta chiusa al traffico a tempo indefinito, coi comprensibili disagi per gli automobilisti e le attività commerciali della zona, che si sono ritrovate improvvisamente prigionieri in un cul-de-sac. Ma è soprattutto sulla sicurezza di chi percorre la strada che l'accaduto desta pesanti interrogativi. Se succedeva magari con il buio o durante una pioggia, magari la cosa non si vedeva e poteva succedere un dramma, un autobus, un'auto che magari veniva bloccata o cadeva all'interno della voragine. Questo non è successo, per fortuna, e ci auguriamo che non succeda mai ovviamente, ma speriamo che adesso da questa situazione si risolva la questione in maniera definitiva.
La voragine apertasi ieri non è infatti la prima. 2 falle minori si erano create nelle scorse settimane nel giro di pochi metri dal nuovo cedimento. Quanto è accaduto è inaccettabile e non deve ripetersi, tuona il capogruppo PD municipalità Alessandro Baglioni. I democratici hanno chiesto una commissione consiliare a Favara alla presenza dell'assessore alla mobilità Renato Boraso e dei tecnici dell'ANAS. Ci preoccupa il fatto che ad ogni pioggia possa riaccadere questo problema, quindi l'augurio e diciamo così, la volontà è quella che la ditta, l'ANAS insieme al Comune trovino una soluzione definitiva, perché era quello che non si voleva, cioè il blocco della via Gobbi rispetto ai lavori del nuovo bypass. Ci fermiamo, pochi minuti di pubblicità e poi torniamo con altre notizie da Venezia e provincia. Di nuovo in diretta con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali, torniamo ad occuparci della battaglia degli anziani di Villaggio Laguna per avere più collegamenti con il resto della terraferma. Il Movimento 5 Stelle torna all'attacco sulla questione di Villaggio Laguna dopo la bocciatura in Consiglio Comunale della mozione presentata da Elena La Rocca, che chiedeva una risposta alla petizione firmata da 700 anziani residenti di Campalto per chiedere un collegamento bus diretto con l'ospedale e la stazione ferroviaria. Petizione che è stata depositata a maggio 2017, istruita dagli uffici a giugno e il 13 giugno passata al sindaco, che quindi dovrebbe dare una risposta. Rispondere non è una facoltà del sindaco ma un obbligo di legge, ricorda La Rocca. Ciò nonostante non solo la mia mozione che sollecitava il sindaco a compiere questo suo dovere è stata rigettata dalla maggioranza, ma i toni di Brugnaro in aula hanno mostrato un autentico disprezzo per le richieste di questi cittadini. La risposta che hanno ottenuto purtroppo è stata di un tenore molto poco gentile, per usare un eufemismo, e siamo rimasti tutti colpiti negativamente dal commento: ah, questi cosa vogliono? Vogliono il bus sotto casa. E allora anche Paolino ha detto, riferendosi a un consigliere, vuole il taxi che lo porta in ospedale, come se fossero pretese personalistiche totalmente infondate. In realtà non è così, perché appunto sono abitanti di una certa età e Villaggio Laguna è oggettivamente tagliato fuori dai collegamenti. Spacciatore recidivo, per 2 volte agli arresti domiciliari, è sottoposto all'obbligo di firma. Proprio mentre pochi giorni fa si recava in caserma per apporre la consueta firma giornaliera, veniva trovato in possesso di stupefacente. Un'altra ingente dose di droga gli era stata sequestrata a settembre, da qui il primo arresto. Protagonista un 39enne per il quale il giudice, alla luce di questi episodi, ha predisposto la misura del braccialetto elettronico, procedura eseguita stamane dai carabinieri di Caorle. Voltiamo pagina. Lo spirito religioso del Natale calpestato dal rito pagano della messa analcolica in piazza Ferretto a Mestre. L'amarezza di Don Gianni, parroco del Duomo, per le intemperanze dei giovani sui gradini della chiesa. Quello che io noto con più gravità è che si è perso completamente il senso profondo del fare festa. Non c'è più questa attenzione a vivere bene il momento della festa. La festa è diventata solo l'occasione di uno sballo. E allora io penso alla tanta gente, ai tanti giovani che c'erano in piazza Ferretto anche la notte di Natale, hanno fatto una festa di sballo, ma la festa di sballo è una festa che non tiene conto della dignità della persona. È questo a ferire Don Gianni Bernardi, parroco del Duomo di Mestre, ben più profondamente delle macchie di vomito e dei cocci di bottiglia all'ingresso della chiesa nel giorno di Natale. C'è una questione di mancato rispetto dei fedeli e di tutti i cittadini, rileva l'arciprete nello stigmatizzare la tradizione pagana della messa alcolica in piazza Ferretto, ma ce n'è una ancora più importante che riguarda i valori con cui stanno crescendo le giovani generazioni. Vedere questi ragazzi, questi giovani ubriachi, come dire, provoca davvero preoccupazione perché si pensa che in questo modo non si rendono conto di quello che stanno buttando via, ecco, che è proprio la loro dignità. E questo richiederebbe un po' di più attenzione sia a livello culturale in città, sia a livello sociologico, sia a livello anche proprio antropologico, cioè siamo di fronte a una perdita del senso dell'essere umano. Ecco, questo io credo che sia la cosa più grave.
Voltiamo pagina, ma continuiamo a parlare di presepe, di uno dei suoi simboli, di Natale, scusate, uno dei suoi simboli, il presepe, proprio per la nostra rubrica dedicata alle vostre natività, vediamo quella realizzata nella macelleria Fedalto di Mestre. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. And have yourself a merry little Christmas now. Da Venezia è davvero tutto, io vi lascio le previsioni del tempo, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci. Ben ritrovati a un nuovo aggiornamento meteo. Poche novità rispetto ai giorni scorsi. L'ultimo giorno del 2017 trascorrerà all'insegna di un tempo asciutto e stabile sulle nostre regioni. Nel dettaglio, sul Veneto al mattino possibili foschie, nebbie e nubi basse sulle pianure meridionali della nostra regione, più sole invece altrove, più nubi col passare delle ore ma senza altre conseguenze. Le temperature massime saranno comprese tra 4 e 7 gradi, valori minimi tra -3 e 0 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Anche qui più sole al mattino, poi via via aumentano le nubi un po' ovunque con cielo spesso coperto, ma sempre senza fenomeni degni di nota. Qualche debole piovasco sarà possibile in nottata. Temperature massime tra 6 e 9 gradi, minime tra -2 e più 2 gradi. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Prosegue il bel tempo asciutto e stabile su tutti i settori, ampio soleggiamento sulla nostra regione, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Le temperature massime saranno comprese tra 8 e 9 gradi, minime tra -3 e più 3 gradi. Il mare sarà quasi calmo sulle coste, poco mosso al largo, i venti deboli da nord-ovest. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci!